E allora a questo punto, l'abbiamo visto sotto i principi penalistici, discutiamola anche con Andrea Fava, con l'avvocato, per quel che riguarda invece l'aspetto civilistico e il ruolo anche dei cosiddetti corpi intermedi. Prego, avvocato. Grazie. 20 minuti. Sì, spero di stare dentro i termini. Prima però, visto che adesso non sono più la voce di qualcun altro, ma cerco di essere me stesso, ringrazio gli organizzatori, perché è sempre bello vedere che c'è gente che pensa a convegni di studio e non solo a proclami, non solo per poter un attimo meditare con la dovuta calma, nonostante la pressione della moderatrice giusta, e anche il contesto in cui noi siamo. Allora qui tradisco un po' le mie origini, perché io con qualcuno che dovrebbe essere anche in sala, questi posti li ho già visitati quando ero dai Salesiani, perché all'epoca, se non sbaglio, mi chiamavano qui a fare qualche giorno, loro lo chiamavano ritiro spirituale, dopo noi giocavamo a calcio, facevamo tante cose insieme, e con qualcuno in sala sono venuto qui, ma soprattutto venivo qui ancora prima con mio nonno, che con la mia cara nonna prendeva sempre in affitto per 2 mesi una casetta a Cisone di Valmarino, e un giorno era il castello e un giorno era il bosco delle penne mozze, tanto per capire che e io mi arenavo sempre a metà strada, sia per il castello che per le penne mozze, avevo 2 o 3 anni e quindi facevamo già praticare. Quindi ringrazio di avermi fatto tornare qui dopo qualche anno, ancora non troppi ma già tanti, e per cui vado con la questione che mi è stata posta. Ha ragione la moderatrice a dire guarda che è difficile spiegarlo a chi per 30, 40, 50, 70, 80 anni è stato abituato, ma ci hanno messo una marea di insegnamenti, di pressioni, il contesto mass mediatico. Noi stiamo provando ad essere liberi, primo, e nell'essere libero tu puoi anche prenderti la facoltà di verificare se un sistema ha senso che continui a esistere o se va scardinato nel senso buono del termine. I richiami che stamattina sono stati fatti dal professor Vitale, che ho apprezzato tantissimo, sull'equiparazione, diritto di secessione, diritto di resistenza, sono richiami fecondissimi, che vanno presi, cioè noi stiamo facendo un'operazione di resistenza al pensiero unico, quindi stiamo cercando di chiamare la nostra coscienza come protagonista. Mi piace tantissimo il richiamo al sacro finale del collega Fogliata, chi crede, ma sempre c'è qualcosa a cui noi siamo chiamati, a prescindere da quello che ci inculcano. Come sappiamo che parlando di iure condendo c'è già qualcuno che sta lavorando alla Costituzione, penso al professor Bernardini, un cosiddetto libro bianco, quindi c'è un magma che si sta muovendo. Questo denota che la coscienza non è singola, pur essendo libera, ma comincia a avere un riconoscimento che potremmo dire collettivo, non mi piace molto, comunitario. E in questo riconoscimento comunitario io credo che, come ha fatto già il collega che mi ha preceduto e non avevamo condiviso fino ad oggi, da dove partiamo in questo lavoro di ricostruzione? Dove è possibile trovare traccia di una, lui diceva, tradizione, puntando il pugno, io rinnovo senza la forza che aveva lui? Io credo dal diritto che su queste terre c'era già, dal diritto veneziano, anche in ambito civilistico. Come possiamo verificare questa dinamica? Possiamo verificare questa dinamica perché il diritto veneziano ci permetteva di dare davvero il governo ai migliori, salvo un paio di casi un po', ma davvero il governo migliore, mentre noi viviamo in un contesto ordinamentale dove sembra che la democrazia, qualcuno dice, può trasformarsi in oclocrazia, qui non è possibilità, è realtà, qua è il governo dei peggiori. Come facevano i veneziani a dare il governo dei migliori? Proviamo un attimo a specificarlo. Innanzitutto avevano una fortuna, vox media, qual era la fortuna? Di vivere in un contesto che condivideva una tradizione. Questo ti permette di andare avanti in maniera più spedita sul riconoscimento di ciò che è bene e ciò che è male, e questo ti permette di farlo quando tu hai un territorio limitato. Ecco perché l'indipendenza dal punto di vista anche istituzionale permetterebbe un maggior, come dire, coordinamento, fluidità, riconoscimento del bene e del male. E come facevano a riconoscere il bene e il male? Usavano 2 strumenti: il diritto positivo, quello che usiamo anche noi, ma lo affiancavano, l'ha detto bene chi l'ha preceduto prima, con 2 accenni, il diritto naturale. Cioè, per i veneziani, per il diritto veneziano, il diritto naturale era diritto, non era fantasia, non era
pensieri balordi. Tanto è vero che quando il collega cita l'istituto dell'arbitrium, spettacolare, non è che fosse totalmente arbitraria la decisione del giudice, perché come dicono i testi veneziani, il diritto veneziano era secondo ragione, doveva decidere, no? La sua discrezionalità. E cos'era seconda ragione? Secondo il diritto naturale. E cos'era il diritto naturale per un veneziano? Il rispetto di quello che la morale cattolica, perché quella era quella condivisa, Venezia come nuova Roma, nuova Gerusalemme, veniva ritenuta da tutti la BC. Ma vogliamo fare una prova. Nel diritto, anche per noi è ancora la BC. Volenti o nolenti condividere quello che è l'impostazione religiosa specifica, anche per noi è la BC, perché se noi guardiamo, ci sono tante leggi che ci dicono che possiamo fare alcune cose, che la coscienza nostra personale ci dice che non sono buone. Quando uno dice uccidi, no, di coscienza senti che c'è qualcosa, c'è un richiamo a un bene o male. Ecco, l'arbitrium nel diritto veneziano e tutto il sistema per il quale era un diritto di natura giurisprudenziale metteva questa come base: il riconoscimento del bene e del male basato su una condivisione comune. Ecco perché l'indipendenza permette una restrizione territoriale entro la quale chi vuole, chi non vuole, può concepire una maggiore condivisione di valori che in ambiti territoriali estesi è molto, ma molto più difficile, se non impossibile. La situazione istituzionale l'ha già citata chi mi ha preceduto, praticamente riprenderei dal punto di vista anche civilistico sia il sistema senza la Costituzione, con un recupero di statuti, quello sì, un recupero di statuti che permette di capire, questo mi collego a quello che dicevo prima di Berardi, che l'ambito del diritto positivo è un ambito importante ma non essenziale, ossia il diritto positivo, la legge, ci permette di capire l'ABC del nostro comportarci con gli altri, ma non ci prescrive vita, morte e miracoli dei nostri comportamenti con gli altri. Da una parte la giurisprudenza può andare oltre, dall'altra la legge, come tutti gli statuti già, possono essere aggiornati. Quali elementi noi possiamo recuperare ancora del diritto veneziano in ambito civilistico? Peraltro era anche in ambito penalistico, ma per esempio il diritto veneziano è un diritto pattizio, di origine pattizia. Cioè, io posso essere sottoposto a un diritto, quale quello del futuro Veneto, qualora io aderisco a questo diritto tramite una sottoscrizione, era una promessa, va bene, pubblica, della collettività, a seconda se fosse civile o penale. Ma questo è importantissimo, capite bene, io non sono sottoposto a un diritto solo perché nasco, nel mio caso sono nato a Treviso, all'ospedale della Madonnina, perché sono nato a Treviso. Io sono sottoposto a un diritto solo nel momento in cui aderisco a quell'ordinamento, perché concepisco, perché mi conviene, perché... Allora in quel momento lì, origine pattizia, io vengo riconosciuto titolare di diritti e di doveri. Questo c'era già parzialmente nel diritto veneziano e questo è uno dei punti che a mio modo di vedere, e pongo alla discussione anche degli altri esperti, su questo ho già scritto una cosetta, credo sia da recuperare. Perché tanti dei ostacoli che noi viviamo oggi nascono da un'ideologia che è di impronta appunto teologica, laica, che nasce tutta dall'illuminismo, come già qualcuno ha detto, che è quella per la quale tutti noi siamo uguali. Questa è un'ideologia, vero? Perché tutti noi siamo in questa sala, quanti siamo, avvocato Morosino? 500 mi dicono dalla regia qua, 500 più, 500 meno. Se ognuno guardasse chi ha al suo fianco vede che è uguale o diverso? Diverso, bene. Allora, anche in questo diritto veneziano, creando status per ogni diversità, può essere di mestiere, può essere di religione, può essere di provenienza, di foreste, eccetera, riusciva a dare davvero a ciascuno il suo, cosa che oggi invece non c'è permesso di farlo. E quando è che non c'è permesso di farlo? Sin dalla nascita. Tu nasci targato italiano, devi ancora fare il primo UE e sei già targato italiano, cosa che in un futuro ordinamentale potrebbe essere onestamente rivisto. Perché? Perché ciascuno di noi può essere messo nella condizione di scegliere l'ordinamento in cui stabilire la propria attività, lo sceglierà lui, lo sceglieranno chi ha la responsabilità, i genitori, e soprattutto in questo ordinamento rinnovare il riconoscimento delle diversità
ontologiche. Io, il collega e la nostra moderatrice siamo onestamente, ci vedete, anche diversi per statura, per dimensioni, per età. Questo ci permette di capire che davvero a ciascuno può essere applicato il suo, e così il giudice, anche tramite l'istituto dell'arbitrium, potrà verificare qual è il criterio di pena eventualmente, se non di reità, da attribuire a ciascuno. E anche nel diritto civile di origine pattizia potrà essere verificato a seconda di quello che è la dimensione propria di partenza, più minore o maggiore. Ci voglio fare tutti quanti balletti. E la Digos. Tutti potranno vedere qual è il proprio, come dire, status. Tanto è vero che l'Europa su questo sta recuperando il cosiddetto codice del consumatore, che garantisce maggior tutela a chi non è magari il produttore del servizio, eccetera. Basso. Parli guardando il pubblico che la sente. Guardiamo il pubblico. Allora, anche l'Europa sta recuperando un po' di marci sul prospetto. Chi se ne intende un po', ma anche i semplici consumatori, i giorni in cui c'è la recesso. Cos'è questo se no individuare uno status specifico e quindi violare quello che è il paradigma ideologico dell'uguaglianza? Ecco, in un nuovo ordinamento, soprattutto dal punto di vista civile, ma anche in penalistico, riconoscere status generici a seconda delle proprie caratteristiche diverse. E arriviamo a un altro principio fondamentale, e qui andrei a chiudere. Qual era l'obiettivo dello Stato, della Repubblica Veneziana? Bisogna da discutere, ma evitiamo qui di annoiare troppo. L'obiettivo era di mantenere la caritas e la buona fede dentro la Repubblica. Tanto è vero che questo era l'obiettivo del Consiglio dei 10, del Doge, eccetera. E come si faceva a mantenere la carità? Ecco una cosa interessante che oggi era emerso, mi pare, da chi ha preceduto la nostra sessione, no? Il discorso delle tasse, i residui, eccetera. Attenzione bene, il mantenimento della carità, che devo dire dello star bene di ciascuno, il welfare, non è detto che sia di matrice unicamente statuale. Ecco, ricorda, proprio nel momento giusto. Chi dice chi dice che la matrice di, come dire, fornitura del welfare debba essere solamente lo Stato? A Venezia la testimonianza storica ci rende conto della presenza delle scuole, soprattutto le scuole grandi, per dirle quelle più autorevoli, che ancora oggi riusciamo ad ammirare almeno dal punto di vista architettonico e artistico. Cos'erano queste scuole? Associazioni di laici che si mettevano insieme per fornire beni e servizi a chi non poteva garantirli da sé. Ma lo facevano perché uno Stato glielo imponeva? No. Tanto è vero, anzi, che tra le varie scuole e quelli che erano all'apice della Repubblica non sempre correva buon sangue. Era una dimensione di riconoscimento del bene di tutti quando ciascuno sta meglio di quello che lui riesce a garantire a se stesso. Scuole grandi come esempio di carità, di welfare su base volontaria. E non dico cose, e chiudo qui davvero perché dal privato si va al tributario fiscale, non dico cose solo del passato, perché se qualcuno di voi ha avuto occasione, sicuramente i colleghi qui in prima fila ce l'hanno avuto, c'è un filosofo tedesco che di recente, Sloterdijk, ha recuperato questa dimensione. È proprio un dogma inviolabile dire che il fisco sia unicamente imposto. Non è possibile riuscire a ricalibrare il contributo che ciascuno può dare alla propria società su base volontaria. Ora sappiate bene che da noi potrebbe anche funzionare, perché tutti noi sappiamo quanto del tempo libero dedichiamo, lo diceva prima qualcuno sulla donazione del sangue se non sbaglio, a dimensioni che non ci vengono imposte e che sono per il bene degli altri, non di noi stessi. E il Veneto è espressione storica costante di questa dimensione di bene collettivo. Questo ci insegna la nostra storia, questo viene teorizzato oggi oltre Alpe.
lo possiamo recuperare come il volume del microfono ovviamente ogni tanto, e lo possiamo recuperare in maniera molto serena, perché siamo qui per decifrare un nuovo ordinamento. La libertà ci permette di essere con la coscienza a posto e non avere più nessun dogma da rispettare che non sia quelli che la nostra fede ci impone. Ma la nostra fede, non il carabiniere o la guardia di finanza, la nostra fede.